Innanzitutto volevo ringraziare l'Unione Veneta Bonifiche per aver organizzato questo incontro che assume una particolare significatività anche in preparazione dell'8° tavolo nazionale dei contratti di fiume, quindi lo colgo come un contributo anche di contenuti che sicuramente verranno riportati all'interno del tavolo. Parlerò di questo alla fine della mia presentazione, in particolare di quelli che sono un po' gli obiettivi del tavolo, ma vorrei in qualche modo approcciare questa mia relazione rendendovi partecipi di alcune considerazioni, di alcune riflessioni, di alcuni progressi in qualche modo che sono stati fatti nell'ambito dei contratti di fiume in questi anni appunto in cui si sono attivati. Il primo punto di cui vorrei parlare è delle nuove forme pattizie, o almeno di una nuova visione delle forme pattizie. Il contratto di fiume, è stato detto oggi, si iscrive di fatto in quelle che sono le forme pattizie per la gestione del territorio, forme pattizie, forme negoziali, possiamo definirle in vario modo. In qualche modo qualcuno mi dice derivano dai patti territoriali, derivano da forme già sperimentate in Italia e alcune con più successo, altre con meno successo. La riflessione su questo è che c'è una novità, secondo me, rispetto ai patti territoriali, ad esempio, cioè il contratto di fiume pone al centro della propria azione sempre un bene fisico riconoscibile. Che cosa vuol dire? Che le forme pattizie genericamente attivate o negoziali attivate in Italia fino ad ora erano forme basate principalmente sugli interessi dei vari soggetti e hanno dimostrato che è difficile coordinare questi interessi se non c'è un oggetto fisico al centro degli interessi. Hanno funzionato meglio invece gli accordi e le forme pattizie che ponevano un bene fisico al loro interno. Si tratta di un patto per costruire e condividere una forte identità locale ma anche globale. Ecco, quelli che vedete alla mia sinistra sono dei ragazzi che fanno il bagno nel Tevere. Ora, per quello che conosciamo e ne sappiamo, molti dei nostri fiumi fino ai primi anni 60 erano balneabili. Ora, arrivare alla balneabilità nel 2015 ci sembra una cosa impossibile quasi da farsi. È un'idea globale perché un fiume ha un inizio, ha una fine, ha un percorso, quindi non può essere considerato solo in un punto, deve essere sempre visto in una visione globale, ma gli interventi poi sono locali, sono puntuali, sono specifici, sono su quel pezzetto di fiume. Un approccio basato su obiettivi e conoscenze comuni alla scala di bacino idrografico. Non posso intervenire a una scala minuta se non ho un controllo di tutto quello che succede in una scala più ampia. Cioè è il vecchio detto, come posso coltivare una mela biologica all'Ilva di Taranto? È ovvio che anche se non gli do concimi chimici sarà influenzato dal clima che c'è intorno. Lo stesso vale per fare magari un'azione a una scala minuta che non tenga conto di quello che succede a una scala più ampia. Quindi bisogna fare una riflessione, e qui è una riflessione che secondo me dovrà essere fatta nei prossimi mesi da parte in particolare delle autorità di distretto e delle regioni, per costruire degli atlanti degli obiettivi, cioè atlanti degli obiettivi che funzioneranno a una scala di bacino idrografico, cioè gli obiettivi per quel fiume. A quel punto si possono attivare le comunità locali in coerenza con quelli che sono gli obiettivi e le conoscenze che ci sono appunto su quel fiume. Le varie forme. Dobbiamo immaginare che il valorizzare un bene collettivo e mettere al centro dell'azione di pianificazione delle forme pattizie un bene fisico significa farlo anche nelle sue diverse forme. Può essere appunto il contratto di fiume o, come citavo prima, il contratto di contratti, cioè a dire
Posso fare un contratto unico per il fiume Po? È possibile farlo? Probabilmente no, perché mi farebbe tagliare fuori quel simpatico pescatore che magari si trova in Emilia-Romagna e che non avrebbe voce in capitolo, o l'associazione dei pescatori, o le associazioni locali, o personaggi che invece potrebbero dare un grandissimo contributo alla realizzazione delle azioni. Questo vuol dire che l'idea del contratto di contratti vuol dire che nell'ambito di una programmazione per macro obiettivi io posso intervenire anche per parti, rispettando quindi l'azione anche delle singole comunità locali. Contratti di fiume, contratti di lago, contratti di foce, contratti di falda, contratti di canale, abbiamo sentito, o contratti di costa, cioè tutte quelle forme pattizie che pongono un bene fisico riconosciuto dalla collettività al loro centro. Si tratta di un processo di democrazia diretta e volontaria. Si tratta di un processo di democrazia diretta e volontaria. Quindi a volte sento dei sindaci che dicono io non ho bisogno di sentire perché mi hanno eletto, quindi il mio processo di partecipazione già l'ho fatto. Qui entriamo nelle forme di democrazia diretta. Quindi vuol dire che in qualche modo nella gestione di quel bene tutti sono necessari, tutti sono necessari. Guardate che dal 2003, e Andrea Bianco ne faceva riferimento e anche nelle sue ricerche questo emerge, dal 2003 la Commissione non ha fatto altro che fare direttive che vanno in questa direzione. La 4, la 35 del 2003, la 2060, la 2760, cioè se andate alla direttiva VAS, se andate a guardare la maggior parte delle direttive che la Commissione europea ha messo in campo richiamano la necessità di un accordo col pubblico, se no non si fanno, se no le cose non si riescono più a fare. Bisogna coinvolgere più stakeholders e l'altra cosa importante, bisogna rispettare le regole della democrazia diretta. Non è una chiacchierata tra amici, non è un confronto generico su temi culturali. Un contratto di fiume è un processo di democrazia diretta e quindi, citando Norberto Bobbio, si deve chiudere con una decisione. Ogni processo di democrazia diretta deve chiudersi con una decisione, se no non è un contratto di fiume, se no è un convegno. Quindi questo è, credo, un aspetto che dobbiamo considerare. E quella decisione, nell'operatività della realizzazione delle azioni decise, deve avere potere deliberativo. Deve avere potere deliberativo. Quindi è un impegno, è un processo volontario che deve concludersi con una decisione e con un impegno deliberativo. A questo livello possiamo dire che possiamo individuare due parti di un contratto di fiume. La parte più strategica, che è quella in cui, dicevo, il pescatore dell'Emilia-Romagna si può riconoscere, può fare il suo, vedremo, ma anche gli enti si impegnano a fare un'azione di concertazione e di efficientamento delle politiche, ma lo fanno con valore deliberativo. Le esperienze belghe e francesi che cosa ci insegnano? Ci insegnano essenzialmente la multiscalarità delle azioni, efficacia del coordinamento tra gli enti, questa è la cifra dei contratti francesi, abbiamo visto, ma anche il coinvolgimento diretto delle persone, finalizzate ad un cambio culturale. Molto interessante, ci sarà a Firenze il direttore appunto dell'autorità regionale della Vallonia che parlerà della loro esperienza, lunga esperienza. Ecco, lì hanno cominciato a fare delle azioni quindi che vanno dalla scala di efficientamento delle politiche fino all'azione dei singoli, che raccolgono in appositi galleggianti che vengono messi sui fiumi i rifiuti che trovano nelle loro escursioni o passeggiate. Un altro aspetto, e questo mi preme lanciarlo, è quello di un'inversione di rotta. Non stiamo solo facendo i contratti di fiume qui a Firenze e in altre sedi, stiamo cambiando il modo di pianificare il territorio in Italia. Non tutti se ne sono accorti, però lo stiamo cambiando. Fino ad oggi abbiamo ragionato come nella parte destra
dell'immagine. Esisteva soltanto l'edificato, esisteva attraverso la zonizzazione soltanto la rendita fondiaria, tant'è che i nostri piani regolatori, da una sbagliata interpretazione della legge 1150, che ricordo è del 1942, quindi altri tempi, quella legge lì partiva proprio da una sbagliata interpretazione della zonizzazione che derivava dall'urbanistica tedesca, peraltro. Ma questa idea della zonizzazione poneva al centro lo sviluppo dell'edificato. Ora, qualche anno fa un urbanista come Bernardo Secchi diceva: guardate, attenzione, i nostri piani regolatori saranno l'80% pianificazione di infrastrutture. E sta diventando questo, era una previsione esatta. Ora, nel futuro io dico un'altra cosa: arriveremo a dover pianificare partendo dagli spazi naturali, dagli spazi agricoli, dagli spazi forestali, dai fiumi, dai canali. Cioè la pianificazione si invertirà totalmente. Tutti voi avete visto i piani regolatori, insomma chi ha qualche anno di più si ricorda, ora si tenta di farlo un po' meno, le zone bianche. Avete idea delle zone bianche sui piani regolatori? Ma che cos'è una zona bianca su un piano regolatore? O le zone agricole, le E1, E2, E3, ma che cosa sono? Quando invece poi abbiamo, con una dovizia di particolari, al millesimo deciso che cosa si faceva in una zona C, una C1, una C2. Quindi dobbiamo avviare il passaggio dalla pianificazione, zonizzazione su base fondiaria delle aree urbane ad una pianificazione territoriale integrata per una tutela attiva del territorio. Come possiamo rispondere agli obiettivi della Commissione europea che ci dice al 2050 stop consumo di suolo, stop consumo di suolo fuori dalle città? Fermare il consumo di suolo, valorizzare l'agricoltura, le trami verdi e blu, assecondare le dinamiche naturali, ridurre il rischio idrogeologico è una delle maggiori spese in Italia, ma non intervenire sulla prevenzione, cioè intervenire sul riparare i danni della mancata prevenzione. E poi la qualità delle acque. Ecco, questi sono gli assicuratori, cioè no, gli assicuratori, questo è un green paper della Commissione europea che vuole in qualche modo lanciare il fatto di assicurare i beni nelle aree a rischio. Che cosa ci dice questo simpatico grafico? Ci dice che l'Italia sta impegnando lo 0,7% del proprio prodotto interno lordo per riparare i danni degli eventi calamitosi legati agli alluvioni, lo 0,7%. Sapete in Italia quanto si spende per la ricerca? L'1,2%. Cioè spendiamo di più per riparare la nostra incapacità di gestire il territorio di quanto spendiamo quasi per la ricerca nazionale. Ora, capite che non è che è più una scelta culturale, è una scelta inevitabile. Cioè il cambiamento è in atto perché inevitabile. In Francia i contratti di fiume hanno attivato investimenti su questa base, hanno attivato investimenti economici. E questo lo dico perché una delle cose più complesse all'interno di un contratto di fiume è in qualche modo coinvolgere gli operatori privati. È più facile con le associazioni, più facile con gli enti pubblici, ma poi l'operatore privato deve capire meglio come funziona. Beh, io vi dico che dall'esperienza francese c'è un effetto moltiplicatore molto interessante. In via cautelativa possiamo dire che €1 di investimenti pubblici nei contratti di fiume ne sviluppa 6 sui territori, ma è in via cautelativa. Ho considerato 3 punti, €3, per quello che è la salvaguardia e la tutela e il risparmio sui danni che vengono provocati dal rischio idrogeologico. In Italia la diffusione dei contratti di fiume si sta articolando su 3 livelli. Un livello nazionale in cui, come diceva Pineschi, si discute molto sul riconoscimento, la legge. Io sono d'accordo in parte con Pineschi, cioè il fatto che il riconoscimento a livello legislativo non necessariamente migliora o peggiora. Ci sono tante leggi in Italia di cui nessuno si è accorto, che si muovono magari in una direzione giusta, ma nessuno neanche si è accorto che ci siano. Potrei farvi degli esempi molto precisi su questo. Quindi però un riconoscimento e un sostegno.
E su questo le cose stanno cambiando. Il riconoscimento potrebbe essere un riconoscimento nell'ambito di documenti legislativi, si parlava del 152 per esempio, ma anche avviare una politica di incentivi. Ora, la parte più complessa di un contratto di fiume, voi che vi avviate, molti di voi che si avviano in questa direzione, è quella della messa a sistema delle conoscenze, cioè fare un quadro conoscitivo che sia, come dire, incrociato e in grado di dare effettivamente un quadro del territorio. Ecco, su quella parte lì probabilmente il Ministero dovrebbe intervenire da un punto di vista incentivale. Questa è un po' la proposta che stiamo facendo. Chiediamo poi al Ministero dello Sviluppo Economico di operare attraverso la premialità, e questo anche attraverso le regioni in qualche modo, cioè a dire un territorio che attiva un contratto di fiume, un contratto di lago, un contratto di foce o quel che è un territorio che già è andato avanti sulla condivisione di decisioni, quindi è più pronto ad attivare dei finanziamenti di territori che non sono riusciti a sviluppare questo. Quindi sarà opportuno nei prossimi anni che queste iniziative della nuova pianificazione territoriale, ripeto, possano giovare di una premialità. A livello regionale si sta lavorando sul riconoscimento, sostegno e divisione, sono tante regioni che stanno aderendo alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume e quindi si dicono disposte a influenzare la loro pianificazione territoriale. Ci sono delle regioni come il Veneto e anche l'Abruzzo che hanno dato avvio e sostegno a esperienze pilota. Io credo molto nel ruolo delle esperienze pilota, e ci sono regioni, ormai possiamo ritenere mature, Mario Clerici interverrà tra poco su questo, che hanno puntato su un avvio e un sostegno, ma in una fase successiva molto rilevante sul monitoraggio dei processi. Cioè non sono una condanna ai contratti di fiume, io posso condividere un piano strategico, fare un piano operativo di 8 azioni in una fase iniziale, realizzarle e in corso del tempo prendere e far crescere il mio piano d'azione con delle azioni che riesco a trasferire dal piano strategico, ma devono contenere numeri, persone e devono essere realizzate sui territori. L'esperienza dell'Ambro in questo senso credo che ci possa dire qualcosa di significativo. Sulla scala locale vanno valorizzate le spinte dal basso. Attualmente in Italia c'è un'articolazione molto complessa di proponenti, associazioni, gruppi di cittadini, singoli comuni, oppure su proposta di enti intermedi, parchi, associazioni di comuni, consorzi di bonifica nel caso del Veneto. È necessario però rispettare sempre il principio della massima inclusività possibile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo utilizzare le vecchie mailing list che ogni ente ha per dire ora sento i miei stakeholders abituali e parto col contratto di fiume. Beh, è un pochino più complesso, cioè bisogna fare in modo che le varie anime del territorio siano attivamente coinvolte nel processo. Poi che io non voglia partecipare ci sta, ma dobbiamo riuscire ad arrivare in un'informazione e mettere la possibilità a più soggetti possibili di intervenire all'interno del processo, a vari livelli. Ora mi viene in mente, pensando ai consorzi di bonifica, l'idea che leggevo, specialmente in Veneto, che c'era questa cosa del custode che andava con la bicicletta a controllare lo stato magari dei canali. Ecco, ora questo si fa attraverso il crowd mapping, cioè con la possibilità che gli attori locali, i cittadini messi in rete possano segnalare in qualsiasi momento, magari perché vanno a correre sul canale, malfunzionamenti o altri fenomeni che ci sono. Quindi si può contribuire alla sicurezza del territorio attraverso molte maniere. I contratti di fiume inoltre cominciano ad essere recepiti all'interno dei piani regolatori generali. Anche qui aprirei una riflessione, non oggi, ma ve la sottopongo. Cioè io comincio a vedere dei comuni che inseriscono il contratto di fiume all'interno del proprio piano regolatore generale. È una cosa su cui sarà necessario riflettere. Quindi la cassetta degli attrezzi di un contratto di fiume deve essere la conoscenza, una conoscenza accurata del territorio e una messa a sistema delle conoscenze. Non deve esserci un potere di chi detiene le conoscenze, è la democrazia della condivisione e della trasparenza delle conoscenze.
Bisogna lavorare su dei preliminari d'accordo che siano il più possibile inclusivi, perché da questi deriverà poi il piano strategico del contratto di fiume, che potrebbe manifestarsi appunto con la sigla di un primo manifesto. Un processo partecipativo con la massima diffusione e inclusività, la stesura di piani d'azione che possono manifestarsi con accordi di programma che prevedono una struttura e fattibilità delle azioni condivise e la valenza di atto d'impegno. Su due livelli abbiamo visto, strategico ed operativo. Lo strategico potrebbe andare da qui a 50 anni. Dobbiamo anche probabilmente ricominciare a pensare alla visione di lungo periodo. Non possiamo pensare solo a quello che succede domani, perché non ci sarà un domani. Quindi il piano strategico di un contratto di fiume ci porta a pensare anche un pochino più avanti. E poi cominciare a fare i conti, e qui l'esperienza della Lombardia è interessante, con il monitoraggio e la revisione pluriennale dei contratti di fiume. Il tavolo nazionale dei contratti di fiume è nato per fare tutto questo. È una comunità e nelle stesse regole del contratto di fiume è una comunità non gerarchica, cioè una comunità itinerante. Quest'anno in Toscana, il prossimo anno sarà con molto piacere qui in Veneto a Venezia. È una comunità itinerante, quindi che è fatta di tantissime persone che si incontrano e che ci raccontano i propri avanzamenti di anno dopo un anno, che fanno reti, che costruiscono in occasione dei tavoli nazionali reti per presentare insieme dei progetti europei, quindi le regioni si incontrano. È un luogo di incontro, è una comunità, mi piace definirla come una comunità itinerante. Il titolo che abbiamo voluto dare a quest'anno è proprio Contratti di fiume, il cambiamento è in atto. Quello che vedete è in anteprima, è la prima volta che lo faccio vedere, questo di qua è appunto l'immagine che un artista appunto ha dedicato quest'anno al tema dei contratti di fiume. Come vedete sembra quasi un drago e dà quest'idea di questi fiumi che cominciano a ritornare pesanti sul territorio. Saremo quindi il 9 dicembre 2013 a Sant'Apollonia a Firenze. Un confronto con i contratti di fiume della Vallonia, c'è un ospite, come vi dicevo, che viene dal Belgio, che ci racconta questa esperienza pluriennale. Sarà interessante capire anche le difficoltà e i punti di forza. 3 sezioni tematiche, una coordinata dal Ministero dell'Ambiente sul riconoscimento nazionale e regionale dei contratti di fiume, una sulle prospettive dei contratti di fiume nella programmazione 2014-2020. Ora, il contratto di fiume come forma pattizia deve entrare, secondo me, a tutti i livelli all'interno dei tavoli di concertazione che porteranno alla definizione dei programmi regionali sull'utilizzo dei fondi strutturali. Ora, io capisco che è detta così, però credo che è un'ulteriore riflessione che dobbiamo fare perché questo possa avvenire, perché ci giochiamo la programmazione da qui al 2020. Ci sarà poi una sezione dedicata al supporto delle politiche settoriali e strumenti strategici, quindi qui arriveranno arriveranno alcune esperienze che riteniamo significative, e poi c'è il premio. Ecco, vi invito a portare all'interno del premio le vostre riflessioni. Il premio, al di là adesso del fatto che avrete quella splendida litografia, i premiati avranno quella, però è un modo per far capire che questa comunità dei contratti di fiume non si esprime solo attraverso relazioni ufficiali, ma attraverso il proprio lavoro. Quindi io vi invito a portare le vostre esperienze, che diventeranno patrimonio di tutti. Infine avremo rappresentanze dell'UAP UNESCO, 2 ministeri, 6 regioni, compreso appunto il Belgio, 2 province, autorità di bacino, ISPRA, associazioni e università. Bene, io concluderei qui il mio intervento, vi aspetto a Firenze, mi auguro di avervi all'interno di questa comunità dei contratti di fiume e di poter con voi discutere già in questa occasione degli avanzamenti che riuscirete a fare nel vostro territorio. Grazie.